Non ci sono punti esposti. Ma non è esposto. No, non è esposto. Ma tu ti fidi ancora di Andrea, sinceramente? Sei carico? Sì. 10 minuti che aspetto. Era per temprarti al freddo. Ma che maiale. Ciao ragazzi. Salve. È Ciao. qui la festa. Ma metto in baule il... Se vuoi, sì. Ma è chiuso Se il baule? Sì. Non mi sembrava giusto ci sta lì? forzarlo. Ci sta anche qua perché sta non anche so qua. se... ma tienilo qua, tienilo qua. Quanti anni erano? Che, non... che queste tre persone non erano nello stesso luogo, nello stesso momento? Anni or sono. Abbastanza. Quanti anni sono che non vedi Giorgio? Eoni. Dobbiamo parlare del lago di Ariano. Sì, perché tanto stiamo aspettando... Allora, io l'ho capita così la storia del lago di Ariano. No, era già stata spiegata la cosa che noi siamo andati, abbiamo bevuto, esplorando le sì. campagne, vabbè dopo Massimo Taglia, esplorando le campagne di Ariano, un giorno ci siamo imbattuti in uno specchio d'acqua e abbiamo detto ma da quando è che c'è un lago d'Ariano? Io non ne ho mai sentito parlare. E c'era un motivo se nessuno dei due ne aveva sentito parlare, ma eravamo piccoli, non lo sapevamo. Quanti anni avremmo avuto? Ma ne avremmo avuti 8. Ma sì, 8, più o meno meno così. di 10 comunque. Arriviamo lì e diciamo, ma che cosa ne dici di assaggiarne le acque limpide? Beh, mi sembra un'ottima idea. Allora, lui lì ha trovato un guscio di noce, Di noce. e ha bevuto come farebbe qualunque persona normale dal guscio di noce, no? Poi abbiamo capito perché c'era il guscio di noce, comunque vabbè. E... io invece mi sono abbeverato tipo uno stambecco Con le mani. come un animale, no, con le mani. Cioè, ho abbassato la faccia e ho bevuto. Ho avuto questo ritorno al... Siete comunque rimasti vivi. No, ma Abbiamo avuto 15 malattie. Vabbè, presenti. Andrea è diventato calvo. a 12 anni. Vabbè, gli è cresciuta la barba a 12 anni. Sì, un po' da pubertà prima. Quando sono tornato a casa, vado a fare la doccia e faccio a mia madre: ma tu lo sapevi che a Ariano c'è un lago? A Ariano c'è un Ma non lago. era stato tuo papà? No, era mia madre, mi ricordo che ero in doccia. Mi ha detto: come c'è un lago? E faccio: sì, il parco giochi, tiri dritto. Ma Andrea, ma è una discarica. Adesso freno a mano. Sì. Oh, che rumore in quest'auto. Ma dai! Non ti esce più adesso. Si sente osservato. Siamo arrivati, ragazzi, siamo arrivati. Come avete visto, questa è un'escursione un po' così manovra come un muletto. imprevedibile. Dovevamo essere solo io e Giorgio. Poi doveva subentrare una mia amica, mia cugina, scusa, ciao Giulia. Ya dico questa escursione a te che non hai la macchina esplosa. Ho visto Simone ieri, ho detto: senti, domani che cosa hai da fare? Lavori? No. E quindi niente, ecco l'escursione più imprevedibile di sempre, Simone e Giorgio nella stessa escursione. Come ti senti? Ora mi è stata presentata come... Vaffanculo. Mi è stata presentata come un'escursione facile. Non ti preoccupare. No, facile, ho detto... Non ti preoccupare, è facile. No, non ti ho mai detto è facile, ti ho detto non ci sono punti esposti. Però ti ho detto potrebbe piegare un pochino. Allora, il messaggio recita così. Il sentiero è di 9 km. Non ci sono davvero punti esposti. Forse piega un pochino, ma essendo corto non ci corre dietro nessuno e ci prendiamo i nostri tempi. È giusto, forse piega un pochino. Ma tanto quant'è che piega? 1000 metri in 4 e 5 km. Cosa? No, non zoomare, 1 chilometro in 5? Sì. Cazzo ridi tu? Lei si sta mettendo il paracadute intanto. Adesso vola via. Addio. Dai, vorrei dedicare questa escursione anche alla Ghita. No, ma sul serio? Sì, non è una battuta. Alla mia amica che si è trasferita in Australia, che un giorno che è tornata nel 2018 ha fatto questa escursione con me e volevo tornarci, solo che era tipo nuvolosissimo, poi vi metto qualche foto. Per arrivarci dovete impostare Belluno via Roanza o via Col Roanza, andare sempre dritti per dritti fino più o meno
a 1060 metri di quota e dopo vi faccio vedere l'inizio del sentiero. Perché sono ormai abbastanza sicuro che Ora stavo visto mo che l'universo ogni tanto ci mette una toppa. Io ho chiuso la macchina, prova a aprirla, credo di sì. Allora il sentiero dovrebbe essere il 517, 77, non lo so, però è uno, è quello lì, quindi adesso vediamo un po'. Io ho già un sasso nasco. Sì, oggi è veramente una bella giornatina. Che bello. Ecco, 517. No, direi che inizia leggero. È la Madonna. Praticamente il chilometro lo facciamo nei primi 100 metri. Inizia pulito. Questo qua è per scaldarsi. Caldo la faccia con la merda. Mi sembra un po' aggressiva come cosa. Bisogna spezzare il fiato subito perché sennò è la fine. Ragazzi, ho già bisogno di ristoro. Cosa? Ti devi già fermare. Sangue già i taglioni. A posto? No, Andiamo? sei proprio dobbiamo. Giovedì scorso che al lavoro si fanno, buon ragazzi, lunedì siete a casa perché ci sono dei mancanti. Figo, mi riposo. Fino al giorno in cui hai trovato Andrea al matrimonio. Mi ricordo nitidamente il giorno in cui eri venuto a giocare a basket da me, Giorgio. Tu palleggiavi, non mi volevi dare la palla, ti ho tirato un cazzotto nella pancia. Perché non ho rimosso sta cosa? Fatti due domande. Penso che sia un meccanismo di difesa del tuo subconscio, sì. Io mi sono messo per ultimo. Sereno, sereno. Ma lo sai che la morte è una livella? Sai che non abbiamo nessun anello da buttare in nessun mondo fatto, vero? Piega un pochino, pezzo di merda. Se la mia memoria non mi inganna, ci sarà un piccolo pezzo in mezzo al bosco, poi ci rampeghiamo su e andiamo là in cima. Là in cima. Ma là dove hanno battezzato Simba? No, non nella rupe dei re, è tipo là. Simba, tu sei mio figlio. La mia vita fa schifo. Guarda Simone, girati, ma che bello. Non so di cosa state parlando, ma... In coma. Non guardate l'ultimo reveal, ragazzi. Ma che spettacolo! Bello. 1000 metri. È fattibile. Secondo Strava abbiamo appena fatto 600 metri. 600 metri lineari. Non di dislivello. Beh, 600 metri su 5 km siamo a un 18%. Se guardi l'altimetria davvero è lineare. Altimetrico. Ricordarti la citazione dell'anche una parete verticale lineare. Sì. Qualcuno sta piegando. Ha tirato aria a mia parte. Ti sei scorreggiato addosso? Sì. Come va? Male. Se lo vuoi sapere, molto male. Non è normale avere 160 di pulsazioni. È la storia del colibrì. Sì. Quella. Sono le 11, siamo a 1230. Eravamo a 1060. Ciò dovrebbe significare qualcosa. Eravamo a 1060. Eravamo a 1060. Sì, che abbiamo quasi fatto 200 metri. Su 1000. Siamo appena partiti, le stiamo bevendo. La cicuta ti devo bere. Cos'è? Bevila e poi mi dici. Poi cerco cos'è la cicuta. La cicuta maggiore, Conium maculatum, è una pianta erbacea della famiglia Apiaceae, originaria dell'Europa. È a ciclo biennale e può crescere fino a 1800 metri di altitudine. Comunemente nota come cicuta, nella storia della Grecia antica è ricordata per avere cagionato la morte per avvelenamento del filosofo Socrate. Posso assicurare che questa è in assoluto la peggior partenza di sempre. Può solo migliorare quindi. No. Siamo pronti? Vuoi andare avanti tu per fare il passo? Sono abbastanza sicuro del fatto Eh. che io e te siamo in una relazione tossica. Sì, dura da tanti anni. È un sacrificio reciproco, no? Reciproco cosa? Tu sopporti le mie escursioni, io sopporto il tuo passo. Ma sei tu che mi dici, andiamo a fare un'escursione. Certo, conscio che sarà un'escursione lenta. Fino a 2 escursioni fa dopo tu prendevi, tu eri già là, no? E io mi sono fatto tutte le escursioni da solo. Non è vero, non ti ho mai lasciato fare un'escursione da solo. Allora, I video sono la prova. Vabbè, basta vedere anche le riprese che mi fai da lontano, Quello lo faccio apposta per far vedere a tutti te insieme a tutto il panorama. Sono sempre tornato indietro a prenderti. Mi sono fatto escursioni in solitaria praticamente. È vero, delle volte mi giravo e non c'era più. Mi preoccupavo e tornavo indietro. Ecco che siamo rientrati nel boschetto, c'è un piccolo tratto boschivo che piega abbastanza, mi ricordo. Stai dicendo ora perché Simone è lontano. Sì, che però regala una bellissima soddisfazione alla fine perché spunta fuori il termine del boschetto, una bellissima vista che poi a sinistra porta fino alla cima del monte. Ma Simone dov'è? Simone dietro, come sei?
Ho detto vai avanti, fai il passo. Dopo mi superate. A tu ti sei lasciato superare? Dai, dai, che ti vedo bello lucido. Ci credo che poi ti sorpassiamo, ti fermi. Devo vivere, cioè. ho un complesso sistema di Ti leve. priorità io. Simone cammina svogliato dalla vita. Me ne sto rendendo conto adesso che gli sono dietro. Cammina come se fosse il suo ultimo metro. Vai, vai, dirigi che stai andando bene. La peggiore escursione di sempre. Ma no! No, la peggiore escursione di sempre, sappiamo entrambi qual è. E questo non può raggiungerlo perché non stai provando terrore, stai provando fatica. Dal punto di vista più fisico. Tanto poi torni, non torni perché mi vuoi fare un favore, torni perché non vuoi deludere i tuoi fan. Perché sai che nel mio canale amano più te di me. E quindi quando ti dico vieni a fare... vorrei anche ben vedere. Sai che mi hai dato una buona chiave di lettura? Che cazzo fai? Se lui non sta al cellulare in escursione, metti, te lo butto, te lo brucio. Oh, volevo vedere se prendeva Tinder qua. Ho matchato una sul Monte Serva. Ecco, allora si potrebbe fare che adesso Giorgio usa Tinder e poi Tinder a 2000 metri. Ah, per il titolo clickbait? Certamente. No, guarda, tanto nella copertina basta che metto te. e sono già che a posto. Posso anche scrivere un titolo qualsiasi, tipo mi depilo l'ano e... Sembra che c'hai un albero in culo, beh. Sai che se dovessi scegliere... Forse piega un pochino. Vai, andiamo che siamo un po'... Siamo un po' che cosa? Siamo un po' che cosa? Continua questa frase. Siamo un po' fermi adesso. Cosa vuol dire? Una sveglia. Ma ma sembrava una di quelle cose della Chicco, delle fattorie che fanno sempre come sveglia, c'è il computerino della Clementoni. Vai bel, guarda, quello lì è lo spiraglio, dopo il quale ci sarà un'altra salita. Però potremo mangiare. È o non è una buona notizia? Non è una brutta notizia. Dai, non farla pussy. Vai a fare in culo. Va. Ma cosa? È ancora salita? Intendevo, oh, che bello. Guarda che bello. Io questo panorama... Continua a salire! Beh, sai com'è? Mancano 700 metri di dislivello. Lo spiazzo, dov'è lo spiazzo? Ah. Guardate che bello. Si può rotolare anche di qua. Io non avevo visto questa cosa qua perché era tutta nebbia quando c'ero venuto io. No. Mi toglierò i guanti. No, poi cazzo. I guanti! Dovresti prendere questi guanti che mi avanzano. La dico ogni escursione sta battuta. Iniziamo a sudarmi le mani. C'è il muschio tra le intercapedini. Come va, Zarez? Fa ridere ogni volta, eh. Non c'è vento. E se non c'è vento vuol dire che devo sfruttare questo momento per fare una dronata per forza mentre loro mangiano. Perché poi non so se in cima avrò modo. Che bello questo punto, mi piaceva un sacco. Andremo là. Monè! Ho fame, dai ci mettiamo qua mentre faccio una dronata, mangiamo con calma. Avrò il panino che è tipo un polaretto ma va bene. Mia madre ha avuto la brillante idea di metterli in freezer. Giorgio sta prendendo Radio Maria. Se volete venire qui a mangiare c'è... Oh mio Dio, una panchina! Una panchina! No! No, via! Tipo Fantozzi. Questa è la vista che avete, guardate che bello, guardate quella parte là. Io credo che mangerò guardando di qua. In questo piccolo momento vi metterò i nomi di tutte le cime che ci sono lì. Dai, mangiamo e ripresione col drone.
Ci siamo? Oh, è un quarto d'ora che siamo qua. Cioè veramente, ci avete messo una Per vita. recuperare velocità massima. Esatto, aumentiamo un po' il passo per favore, grazie. Sì. Ragazzi, devo già fermare. Cosa fai? Perché ti inginocchi? Era in preghiera o... Un TikTok. Tu sei un pazzo. Mi sa che dobbiamo arrivare su quella croce là. O quella là. Sì. Ma piega parecchio però là. Sì, là sì, è un bel piegone là. Però è zigzag. Vabbè. Comunque, piccolo momento quark. Vi rendete conto che quelle striature lì Sì, è perché questo era un fondale marino ed era Sì. orizzontale. incredibile, vero? Poi proprio proprio geologicamente Sì, è un termine scientifico proprio. sì. Pazzesco. Era sotto, pensa. Una volta Fine del momento quark. qua Era tutta campagna. sopra queste montagne qui ci andavano i pesci. Eh sì, quando avevano le gambe. Quando avevano le gambe. Sei mica stanco? No. Però sai cosa manca? Il vomito. L'asciugamano e un berretto. Di solito tu ti portavi sempre l'asciugamano e un berretto diverso ogni escursione, mi hai deluso. In realtà tu adesso stai portando un berretto. In realtà sono pelato per nascondere la mia alopecia. Allora, il cappello, non avevo un buon cappello da portare. L'asciugamano non l'ho portato perché qualcuno mi ha detto ieri: oh Belvara, portati via un giubbotto perché No. c'è freddo e c'è vento. No, ho detto, portati via cosa me lo qualcosa di porto pesante, via a perché- fare un asciugamano. Oh, 1550 cosa significa? Metà. Metà! Dio Cristo! Guarda là, secondo presagio. Adesso noi andiamo via per di là, poi giriamo a destra e ci sarà tutta una salita, ovviamente non andremo lì su, andremo su dall'altra parte. Comunque guardate che bravo che è Simone, che sta facendo questo sentiero qua nonostante ci sia una vallata qua sotto, non se ne sta ancora accorgendo. Facciamogliene accorgere. Simone, sei bravissimo, stai facendo un sentiero dove c'è una vallata, c'è tutto. Ma infatti sto parlando con lui e guardo su a destra. Stavo giusto dicendo a loro, tipo guarda che bravo che va avanti così, parla per non accorgersene. Stai zitto! 1640, abbiamo fatto 600 metri, ne mancano altri 400. Siamo arrivati in questa graziosa casina, quello là è un tipo che abbiamo incontrato prima. Giorgio è andato avanti, Simone eccolo qui, carico a molla, che mi elogia. Piega un po'. Però ci stai riuscendo, quindi vuol dire che è comunque fattibile. Mi ricordo questo punto. È qua che avevo visto le pecore. Qua. Non vedo l'ora di vedere dalla cima l'altra parte, quindi tutta la parte dolomitica, le Alpi. Figo. Questo lo zigzag adesso? Inizia da qua, tra poco. Ed è così ripido? Non mi ricordo, però non... cioè, nel senso sì, dobbiamo salire ancora per... Questo non mi ricordo. Dobbiamo salire per altri 300 metri, ne abbiamo fatti 700. Te li sei bevuti, Bel? Lui è troppo orgoglioso e anche troppo umile per dirlo, ma se li ha bevuti. Che è fortissimo. Ha avuto solo qualche accenno di affaticamento, però 700 metri di dislivello. Guarda qua, sorpassi anche. Ne hai. Non hai mai fatto questa fatica in tutta la tua vita? Mai nella vita, mai. Ti dico un nome? Dai. Spigolino? No. 3 volte? No. Io sullo Spigolino ti ho visto in stato molto peggiore di questo. Sullo spigolino, a parte il fatto psicologico, No, non in discesa. che conta tanto, No. quando me l'hai fatto rifare per la seconda volta, Esatto. lì era dolore perché avevo i crampi, ma non ero così stanco. Quindi non hai dolore adesso? No, E allora? Ah! Ok, battiamo la fiacca? Ci sei, sei in bolla. No, fermati. Non fare il pazzo! Non fare il pazzo, Harry! C'è Simone laggiù. Guardava in alto, girato contro Giorgio per dire:
Sembra non essersi avvicinata di 1 centimetro. Noi procediamo, così magari li stimolo a salire, perché se mi vedono fermo dicono ah beh, allora possiamo fermarci anche noi. Si starà riposando, pensano. No, mi sto aspettando, stronzi. Dadone, in uno di questi tornanti qui, non in questo, probabilmente in quello dopo, lì è stata scattata la fotografia del tuo album di Nocturnal Visions. Se vi piace la musica elettronica, chill, psy chill, relaxing, vi lascio il link in descrizione. Motivi pratici evidenti. Quanto manca? 100 metri. Siamo a 2000 in questo istante. Bravo! Dovrei guardarci dopo come possiamo farlo. Mi hai scorreggiato in faccia, Bel. Spero che fosse vestita, guarda. 8 gradi ci sono. Ma mi sembra di percepirne almeno 20. Prova a fare questa cosa qua d'estate col sole. Potessi dirti addio. Cosa? Vai che ce la fai. Ho i flashback di questo momento però. Voltati un po' a sinistra. No. Dai un pelo. No, assolutamente. Se sei un no. uomo. Non lo faccio. Dai, non ascolta, senti la colonna hai- sonora che ti motiva. Non ci sono punti esposti. Ma non è esposto. No, non è esposto. La domanda è perché ti fidi ancora di Andrea? Non lo so. No, questo me lo domando anch'io, però questo non è esposto, cioè nel senso, se scivoli qui finisci nel punto dove eri un secondo fa. E poi da lì dove ero 1 minuto fa, poi da lì 1 ora fa. Guardate che figata, ragazzi. Che cosa si sta perdendo. Bellissimo. La rupe dei re era quella là. Demonetizzato. Giorgio non riesce a dire la parola demonetizzato. Per me sta solo controllando che la vegetazione sia perfettamente idratata. Il segreto è guardare sempre la montagna. Sì, è che tra l'altro siamo quasi arrivati. E appunto che poi quando arrivi su non hai più montagna da guardare, capito? Sì, tra l'altro non è che ci sia tanto spazio sopra. Non c'è uno spazio sopra. No, ci saranno 3 persone. E noi siamo 3, qual è il problema? Sto scherzando, dai. C'ho anche un po' mezzo dormito lì sopra. Ero stanchino, mi sono fatto una pennica di 10-15 minuti. Cosa fai? Perché ti distrai per guardarla su? Non riesco a capire se Simone stia recuperando. Ah, zitto! Come hai fatto a sentirmi? Vedete il lago? Mi sembra un po' in secca. Si sta allontanando. Mi sta allontanando, è lì. Guarda, c'è il tipo sopra che sta facendo parapendio lì. Sta facendo parapendio. Sì, col caschetto, vedi che c'è uno col caschetto? No, E a te, se vuoi commentare, ma perché Simone fa queste cose? fatti i cazzi tuoi. Stai zitto. Zitto. Sì, ma bel. Cosa ti accucci? Alzati in piedi! Stai pregando la Madonna? Ah, sei il terzo? Ecco Simone, io non guarderei da questa parte. Fai uno sguardo, dai, uno sguardino! Fai finta di essere per lo sguardo. Com'è spiaggiato! Guardate che cazzo di spettacolo! C'è! Occhio che solitamente è il punto perfetto perché si stacchi il pezzo di montagna. Anche fa un passetto indietro il Pussi. Sì, è proprio una giornata perfetta. Devo far bello, sarebbe bello fare anche quella cresta lì. Al tipo ce l'ha fatta, ora fare parapendio. Boh, a ripresine col drone vi faccio vedere tutta questa magnificenza, che non c'è vento ed è limpidissimo. Giornata perfetta, non c'è neanche tanto caldo. Si sta da Dio, ragazzi, da Dio. E soprattutto riesco a vedere che montagne sono quelle. Adesso vi faccio vedere una foto di quelle montagne che spuntano in un letto di nuvole. Guardate bene questa immagine e guardate ora. Guardate bene questa immagine e guardate ora. Quanto sarebbe figo far partire il drone da qua? Uno è là nudo. Nudo di madre. Arriva là, rasente al tipo e uno mi fa un cazzo fuori e poi il drone fa vedere tutto. E gli passo in mezzo alle gambe.
Guarda Simone. Simone sta scappando piano piano. Ha fatto 10 metri. Ciao! È un border? Sì. Bellino. È beccata una giornata perfetta. C'è più caldo qua su che giù. Simone! Ci sei? Ci sei? Ma hai fatto 2 passi. Sono già nel bosco ora. Dai Giorgio, sei lento. Ah, scele. Ah, è vero che tu hai problemi con le discese. Simone ti dà il pago in discesa, ma proprio... Ci sarebbe la possibilità di fare un anello che, se non vado errato, dovrebbe essere quel sentiero lì e si va giù di là. E adesso non lo facciamo, ma ve lo metto in cartina perché comunque non si sa mai. Dovrebbe essere non segnato, però comunque sentiero. Quindi vedete voi insomma se volete farlo oppure no. Però io non l'ho mai fatto, quindi non ho idea di come possa essere. Guardate che bello. Il sole sta anche scendendo pian piano. Siamo arrivati più o meno al punto in cui stamattina abbiamo mangiato. Tra un po' si entra dentro il boschetto. Usciti dal boschetto c'è l'ultima parte di discesa. Poi siamo arrivati. Giorgio nel frattempo sta facendo di tutto per arrivare il più tardi possibile. E in casi come questi che vorrei che il tempo si fermasse, perché ricordo anche la prima volta che ero venuto qua mi piaceva molto questo paesaggio. Con la nebbia, anche se vedeva un po' di nebbia sotto, era molto bello. Quando uno è in montagna non pensa a nulla e allo stesso tempo pensa a qualsiasi cosa. È molto bello questo tratto, mi piacciono molto i posti, i momenti in cui dal bosco si esce e si vede tutto il panorama e viceversa. Reso conto dell'escursione, tanto siamo arrivati quasi praticamente alla fine. Questa era un'escursione, come vi dicevo, che avevo già fatto, quindi sapevo cosa aspettarmi. Ho avuto il piacere e la fortuna di trovare una bellissima giornata, non c'erano nuvole, quindi ho potuto vedere il panorama dall'alto, cosa che non ho potuto fare quando sono venuto la prima volta. Il panorama è veramente molto bello, secondo me il panorama sulla cima si prende un 8,5 pieno, davvero bello. Se volete venirci fate bene, considerate che appunto è molto soggettiva la fatica perché dipende quanto siete allenati. Vi posso dire che sono 1000 metri di dislivello, in grosso modo 4,5 km. Allora ragazzi, siamo arrivati alla macchina. Siamo abbastanza cucinati tutti, facciamo le domande di rito al volo. Solita cosa, quanto ti è piaciuto da 1 a 10? 8. Quanta fatica hai fatto da 1 a 10? Solito male al ritorno, quindi dai 7. Per quanto lo rifaresti ora? Un bitcoin. Un bitcoin! Aggiungiamo anche una nuova voce, il grado Simone da meno 10, super sciolto. Simone lo 0, 10. Meno 5 dai. Ok. Tu invece? Ti vedo scosso. Qual era la prima? Tu stranamente hai fatto più fatica al ritorno, che di solito sei tipo un drago al ritorno. Adesso invece hai sudato come un maiale. La prima è quanta fatica hai fatto da 1 a 10? Direi un 9,5. Ok. Sì, un Il 9,5 9,5. era arrivato solo ai balzi, per il terrore dei balzi. Ah no, quanto ti è piaciuto da 1 a 10? Mi sono confuso, ho invertito le domande. 2 forse. 2! Non posso dar di meno perché comunque anche il compito in bianco era 2. Vada! Per non rovinare la media scolastica so che non si dava meno di 2. Il paesaggio non ti è piaciuto? Neanche in cima? Non ho potuto guardarlo, No, quindi... fallito miseramente. Per quanto lo rifaresti adesso? So che tutto ha un prezzo, ma Andiamo, tipo 1 milione? Cazzo, 1 milione di sistemi. facciamo 10. 10 milioni. Vuoi che 1 milione non lo rifai? 1 milione di euro. E il grado Simone? In tuo onore? Che tutti sappiano? Se Simone è comunque la media, Simone è lo 0. È l'indifferenza Simone. Né pacifico né terrorizzato. direi un 9. 9! Anche questo, ma come balzi? Minchia! Il 9 ci sta, dai. Vabbè ragazzi, spero che questa escursione non vi sia piaciuta come è piaciuta a Simone. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!